Nasce un comitato di solidarietà con le vittime del terremoto del Nepal e i loro familiari. Nasce per merito delle ACLI, dell'ENAIP, ente di formazione al lavoro, e di una biologa dell'Università di Padova, che da oltre 20 anni collabora per motivi professionali con il paese asiatico. Noi abbiamo istituito questo comitato con l'ENAIP, Tonino Ziglio e il terzo settore, e vogliamo raccogliere appunto fondi per la ricostruzione, però ecco, è una ricostruzione al massimo trasparente. Andremo personalmente, vedremo i luoghi, le case, i villaggi da ricostruire, monumento. Noi pensavamo anche di contribuire alla ricostruzione di uno di questi straordinari monumenti in modo assolutamente trasparente. Tutti i cittadini che ci aiuteranno in questo progetto di ricostruzione, ogni volta daremo conto di con chi abbiamo creato questi progetti, a che punto è il progetto, quando inizia il progetto, lo stato di avanzamento del progetto e la fine del progetto. L'ENAIP ha avuto esperienze dirette con il Nepal perché diversi ragazzi del paese asiatico sono stati formati ed avviati alla professione in Veneto nel settore ristorazione e artigianato, diventando anche imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di intervenire nel futuro per lo sviluppo. E lo sviluppo del Nepal si fonda sul turismo perché è la risorsa principale. L'agricoltura è un'agricoltura di sussistenza. Allora in questo noi interveniamo e farei un appello anche alle imprese venete, agli imprenditori, perché può essere una cosa bella che anche di promozione della nostra impresa nel mondo, visto che c'è l'Expo e che vogliamo collocarci in un contesto globalizzato per le nostre imprese, intervenire e significare un intervento a Bhaktapur, perché noi interverremo a Bhaktapur. Credo che sia un progetto che non interviene sull'immediato, perché ci vorranno dei mesi, degli anni, quindi costituire con il coinvolgimento delle università, degli alpinisti, di tante anche attività economiche e imprenditoriali che potrebbero, come dire, trovare in un unico progetto, far convergere risorse importanti perché il Veneto, l'intero Veneto, si caratterizzi in questa grande opera non solo umanitaria ma anche di tipo culturale, turistica, di valorizzazione e di mantenimento di una realtà che dal punto di vista culturale è di un valore inestimabile.